Ci sarai anche tu sabato? Sì, Per camminare o correre? correre. Vai alla corsa sabato. Sì, E perché vai allora? perché voglio stare insieme ai miei amici, voglio aiutare una mia amica. Perché questa corsa si fa per un'iniziativa che mi interessa e che mi piace e che voglio contribuire allo sviluppo, diciamo. Solidarietà, voglia di stare assieme e tanti amici di ogni età. L'appuntamento è per sabato 24 ottobre alle 9 di mattina all'ingresso principale del Parco San Giuliano di Mestre con la Family Run, una corsa non competitiva che affianca la tradizionale Veris Marathon. Quest'anno tra i partecipanti ci sarà un gruppo numeroso, una bella fetta della Mogliano Sportiva e delle scuole medie Toti Dal Monte, tutto per Beatrice e per la sua Onlus Art for Sport. Allora, l'Onlus è nata ispirata dalla vicenda di nostra figlia Beatrice, che è stata una vicenda molto difficile, ma che per fortuna si sta risolvendo molto bene. Bebe vorrebbe tornare a fare scherma, che era la sua passione prima di stare male, e da quello è nata l'idea, nel senso che noi vorremmo aiutare lei prima di tutto, ma soprattutto poi anche gli altri bambini come lei, con problemi appunto di amputazioni, per tornare a fare sport. Tra gli ospiti d'eccezione quest'anno anche il campione paraolimpico ed atleta sudafricano Oscar Pistorius. Vedete questo cappellino? Che cos'è, Beatrice? È il cappello delle Paralimpiadi a Milano, nazionali, e che ci hanno dato insieme alla maglietta e al portachiavi da dare alla classe. Li porti questi qua sabato? Li porterai addosso? Abbiamo chiesto sì di metterli addosso perché in teoria il nostro gruppo dell'Art for Sport dovrebbe avere tutti la maglietta bianca. So che ci sarà anche un ospite d'eccezione per la vostra maratona. Ci sarà Pistorius che mi porterà in carrozzina. Sei emozionata? Un pochino sì. Non aspettate quindi, registratevi per partecipare a favore di Beatrice e tutti i bambini protesizzati su www.artforsport.org. I soldi raccolti dalle iscrizioni verranno interamente devoluti all'associazione benefica Art for Sport Onlus.